vanno i cavalli della quarta. Prova per 5-6 anni, non vincitori di 45.000 euro in carriera, corsa davvero molto molto bella e incerta, di alta qualità. Con il numero 1 Attalo, 2 Chocolat Show, 3 Alex HP, 4 Zimmerman, 5 All About B, 6 Zarbon del Sile. Seconda fila 7 Zephyrus GM, 8 Asnaur dei Room, 9 Axis di Girifalco. Problemi dietro la macchina per Attalo, che è già di carriera e andrà via di galoppo. Allora si parte con Chocolat Show e All About B veloci, con All About che scende subito al comando nei confronti di Chocolat Show. Bocca la prima curva in vantaggio, mentre ha avuto problemi anche Alex HP. In vantaggio All About B nei confronti di Chocolat Show. In terza posizione c'è Zimmerman, quale precede Asnaur dei Room. All'esterno è rimasto Zarbon del Sile con in schiena Axis di Girifalco. Alla retroguardia ci sono Zephyrus Gemme e Lungo i Birilli e Alex HP che cerca di ricongiungersi. 13,9 per i primi 200 e 29,2 per i 400 metri iniziali. All About B leader. Asnaur dei Room sposta all'esterno, va in anticipo su Zarbon del Sile, si muove in terza ruota Axis di Girifalco che prova ad aggirare il gruppo. I 600 passati in 44,6 da parte di All About B, che ha potuto graduare il ritmo. All About in vantaggio, arriva Axis al largo, Asnaur lo lascia sfilare allo scoperto, con Chocolat Show sempre lì seconda alla corda dopo il mezzo miglio passato in 58,3. Non lesina assolutamente l'andatura Roberto Andreghetti. Salchi al figlio di Self Possessed che passa il primo chilometro in 1,13,7 con una frazione in 15,4. In vantaggio l'About B che peggiora di camminata ma si mantiene in netta evidenza nei confronti di Chocolat Show. Poi Asnaur de Room che prova a spostare, galoppa Axis di Girifalco, prova a fare l'arrivo in mezzo alla pista Zephyrus GM, va per varchi invece Zarbon del Sile, ancora in vantaggio l'About B nei confronti di Chocolat Show. Asnaur de Room al largo, Zarbon del Sile blindato lungo la corda, ancora Zephyrus GM, l'ultima curva con All About B che la passa in 14,5, viene in retta, arriva in vantaggio, sposta al largo Chocolat Show che prova a portarsi sul leader che galoppa, passa Chocolat allora nei confronti di Asnaur de Room e di Zarbon del Sile, di dentro finisce Alex HP. Chocolat Show che viene a vincere nei confronti di Asnaur de Room. Per il terzo sono vicini Alex HP che ha trovato lo scarrierante All About B e Zarbon del Sile che invece era stanco. 29,4 la chiusa, il successo per Chocolat Show e Antonio Greppi che raddoppia in fretta il successo appena ottenuto con Bullo Jack. Il trading è sempre lo stesso di Klaus Hollmann, i colori del signor Feldman. Il successo per la figlia di Pastor Steven che segue All About B e poi ne sfrutta la rottura in zona proibita. Era già peggiorato di camminata sulla dritta opposta alle tribune. Il battistrada in retta d'arrivo si è poi arreso di galoppo, mentre per il terzo posto sono molto molto vicini il 6 ed il 3 con foto stretta. Lasciamo ovviamente il verdetto al giudice arrivo. Successo per Chocolat Show e Antonio Greppi.